Filippo Maniero si chiude con la vittoria al Campodargi col 93esimo, è giusto parlare di beffa. Ma sì, dispiace per i nostri ragazzi perché forse già l'1-1 ci andava stretto, nel senso che mi ha fatto una grande prestazione. Mi dispiace per loro perché non meritavano sicuramente di perdere la partita, però penso che dobbiamo essere delusi solo del risultato, prendere per buono quello che abbiamo fatto sia il primo che il secondo tempo e ripartire già dalla prossima con grande impegno e grande rabbia. Forse il rammarico più grande è quello di aver mantenuto il vantaggio solo per 2 minuti. Sì, vabbè, ma insomma, in una partita del genere può capitare che per magari un'ora non fai un tiro in porta e poi in 2 minuti vengono 2 gol, quindi penso che questo faccia parte del calcio. Comunque, come ho detto prima, siamo dispiaciuti più per la prestazione dei ragazzi che sicuramente non meritavano questa beffa finale da parte di un gran giocatore, perché se al posto di Pasquato c'era un altro giocatore probabilmente quel gol non veniva fatto.